per 5 giovanissimi, di cui 2 minorenni, che a Jesolo hanno pestato un giovane e la violenza dopo che la vittima importunata aveva chiesto di essere lasciata in pace. 32enne colto da infarto mentre alla guida lungo lo svincolo della tangenziale di Mestre, salvato dal pronto intervento dei poliziotti della stradale. Rose rosse e tanti artisti nella gremitissima chiesa della Madonna della Salute di Catene di Marghera per l'ultimo saluto a Renzo Di Francesco, il manager musicale dei VIP. Anche a Venezia è partita la corsa ai saldi, caccia allo sconto soprattutto per il settore moda. Confesercenti stima un giro d'affari per 4 miliardi con una spesa di 300 euro a famiglia. Sciopero in aeroporto a Venezia, disagi in vista per chi dovrà prendere l'aereo allo scalo di Tessera per l'agitazione di 24 ore prevista per venerdì 10 gennaio. Amici a quattro zampe tumulati insieme ai proprietari come già avviene in altre regioni e polemiche in Veneto per la doppia proposta di legge che arriva da Chioggia tra liti e malumori. Fa discutere la proposta di fondare a Lido un polo di produzione cinematografica a livello internazionale. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli in primo piano: la cronaca, Jesolo con la raffica di Daspo, Willy e fogli di via di complessivi 12 anni contro la baby gang che la notte di Capodanno aveva aggredito e preso a pugni un coetaneo. 3 fogli di via obbligatori per la durata complessiva di 6 anni dal comune di Jesolo e 2 Daspo Willy per la stessa durata, cioè 6 anni, emessi a carico dei minori presenti. È quanto deciso dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, nei confronti dei 5 teppisti della baby gang che la notte di Capodanno a Jesolo ha aggredito brutalmente un coetaneo dopo averlo prima immobilizzato e poi preso a pugni in faccia soltanto perché il ragazzino chiedeva di essere lasciato in pace. Il plauso del sindaco Christopher De Zotti per le misure restrittive adottate dal questore. Ringrazio il questore per i provvedimenti che ha messo in atto e che vanno a sanare l'unica situazione isolata che si è verificata a Capodanno, un Capodanno che altrimenti sarebbe stato assolutamente tranquillo nella città di Jesolo. Bene i provvedimenti perché continuano a rafforzare il messaggio che vogliono andare tutti assieme, insieme con le forze dell'ordine e come città, di dire che chi viene a Jesolo per fare confusione o per violare la legge non è benvenuto e non resta impunito. I 5 bulli considerati a vario titolo socialmente pericolosi e per questo 3 di loro, cioè i maggiorenni, non potranno mettere piede in città per complessivi 6 anni, vale a dire 2 anni a testa, mentre sarà interdetto l'accesso a tutti i locali della Movida di Jesolo per 6 anni ai 2 minorenni, cioè per 3 anni ciascuno. Disagi alla circolazione lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Milano. Una serie di tamponamenti a catena hanno coinvolto diverse automobili all'altezza di Arino, provocando, come potete vedere dalle immagini, circa mezz'ora di coda. Lo vedete, auto ferme soprattutto nella corsia di sorpasso. Attorno alle 11.30 di stamane un uomo è stato colto da malore mentre imboccava al volante lo svincolo d'uscita Castellana Est sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Prima di perdere i sensi l'uomo è riuscito a fermare l'auto ed è stato subito soccorso da 2 automobilisti che lo hanno estratto dalla macchina e adagiato a terra, praticandogli alcune manovre salvavita in attesa del personale 118. Il centro operativo di Cava ha allertato i soccorsi e chiusi lo svincolo. Il personale sanitario ha quindi trasferito l'automobilista all'ospedale dell'Angelo. Lo svincolo è stato riaperto dopo circa 15 minuti e non si sono verificate code. Rose rosse è una chiesa gremita di artisti oggi a Catene di Marghera per l'ultimo saluto a Renzo Di Francesco, il manager dei VIP, scomparso a 83 anni il 31 dicembre scorso. The new program for you. Salutava così Renzo Di Francesco, talent scout, manager musicale dei VIP, regista e scrittore di Marghera, scomparso il 31 dicembre scorso all'età di 83 anni, con la realizzata promessa di una nuova trasmissione. Ha lanciato personaggi importanti, hanno definito un talent scout, con quanti artisti ha lavorato, lui ha avuto questa intenzione di cogliere, come dire, la genialità all'estero di queste persone. Una
Una bara di legno chiaro e tante rose rosse per lui, rosse come la passione che metteva in tutte le cose che faceva. Ha ricordato Don Lio, il parroco, che ha ufficiato l'omelia citando la prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Amore e vita, e in Renzo l'amore è sempre stato ricercato e praticato, essendo a sua volta tanto amato. Così sempre Don Lio, che non ha risparmiato stilettate a chi insieme al successo lo aveva abbandonato. Perché seguire una persona quando è famosa e importante, lui ha creduto in tante persone. Don Lio, che dal pulpito ha ringraziato più volte Roberto Dante, già bassista degli All Seven Years, è divenuto amministratore di sostegno nell'ultimo periodo di vita del manager. E se mi permettete voglio dire un ultimo ringraziamento a Roberto, in questi ultimi anni è stato vicino. Diceva io ho ricevuto molto per lui, ho imparato un sacco di cose. E a omaggiarlo per l'ultimo saluto una moltitudine di persone nella gremita chiesa della Madonna della Salute di Catene di Marghera, con i parenti e gli amici, tantissimi gli artisti con cui Renzo Di Francesco ha collaborato. Tra i presenti Michi dei Rossi, delle Orme, Carlo e Giorgio, Caffè Sconcerto, Eddie De Fanti, De Battisto Coco, Sergio Ricci, Giancarlo Patron, batterista di Asia Band e Nomadi Tribute, in rappresentanza di Aldo Tagliapietra, la moglie e la figlia. E poi il musicista Claudio Rudella, Renato Vianello, Paolo Dall'Agnola e Sabrina Massignani, solo per citarne alcuni. Lo devo ringraziare con tutto il cuore, perché grazie a lui se io ho iniziato la mia carriera artistica. Solo un sorriso e tanti ricordi belli. Sì, e che dire, anzi un ringraziamento particolare poi perché è come è stato anche detto che lui era un talent scout e ha creduto in tante persone, in effetti è stato il primo che ha creduto in noi e gli dobbiamo tantissimo. Una persona eccezionale, buono, di animo e un grande dolore per la sua mancanza. Renzo, buon viaggio, hai lasciato tante persone che ti vogliono bene. Al via da questa mattina anche a Venezia i saldi invernali. Confesercenti prevede una spesa media di circa 300 euro a famiglia e come sempre la scelta ricadrà per lo più sull'abbigliamento. Partiti anche a Venezia i saldi, con un consumatore su due che già dal mattino aveva le idee chiare su come orientare i propri acquisti. Circa 300 euro a famiglia la spesa che Confesercenti stima, prevalentemente sull'abbigliamento, prevalentemente su tutti quei beni che non sono ovviamente già stati acquistati durante il periodo di Natale e nel periodo del Black Friday. Due situazioni molto ravvicinate rispetto ai saldi invernali che certamente non favoriscono questo avvio, però questo è il periodo, i commercianti hanno fatto tutti i ribassi che era possibile fare e il consumatore sicuramente troverà tutte le offerte che sta cercando. Ed ora siamo alla politica, elezioni regionali, le continue uscite della Lega che vuole correre con un proprio candidato a costo di rompere il fronte del centrodestra innervosiscono gli alleati di Fratelli d'Italia. Basta personalismi, ammonisce il coordinatore regionale De Carlo. La Lega non è il solo partito ad avere uomini adatti a questo ruolo. Tutte le forze politiche del Veneto hanno classe dirigente in grado di governare questa regione. Basta con la favoletta del ce l'ha solo una parte politica. Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo anche noi e quindi non abbiamo paura di confrontarci. A maggior ragione visti i numeri raccolti nelle ultime consultazioni elettorali. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, richiama all'ordine gli alleati leghisti dopo le uscite degli ultimi 2 giorni, prima di Mario Conte, disponibile a scendere in campo come presidente della regione se il partito glielo chiederà, poi del segretario veneto Alberto Stefani che insiste, pronti a correre da soli se non si convergerà su un nostro candidato. Da un lato i litigi continui tra Lega e Forza Italia, e da un lato queste continue buttate su chi farà il presidente. Non vorrei che questo non aiutasse poi la compattezza del centrodestra, che è condizio sine qua non con la quale si batte la sinistra. Qualcuno forse si è dimenticato che quando andiamo divisi perdiamo, e quindi se qualcuno vuole perdere credo che questa sia un'ottima strategia. Le amministrative a Vicenza e a Verona siano da lezione, ammonisce il coordinatore dei meloniani. Se continuiamo ciascuno a perorare le proprie cause anche personali rispetto al tema e a litigare tra alleati, credo che diventi difficile. Fratelli d'Italia non ci sta.
E continuerà a lavorare per la compattezza del centrodestra, prosegue De Carlo, di cui Fratelli d'Italia si sente evidentemente leader visti i numeri e non ha nessuna intenzione di fare da outsider. Oltre un Veneto su 3 sceglie Fratelli d'Italia. Credo che questo sia un tema sul quale i veneti si sono già espressi e che non può non essere tenuto a buon conto. E continua la solidarietà per Jacopo Torcellan, 24 anni, pescatore di professione a Burano, dove vive con la compagna Asia e la figlia piccola di appena 7 mesi. Dopo i quasi 12.000 euro donati ne sono arrivati altri 2.400. La giovane famiglia, dopo aver perso tutto il giorno di Santo Stefano in seguito al cortocircuito di un quadro elettrico che gli ha completamente distrutto casa con tutti i beni andati in fiamme, si trova costretta a continuare a pagare il mutuo e grazie al buon cuore di tanta gente sta cercando un po' alla volta di reagire per rialzarsi, sebbene la strada sembra essere ancora lunga. In Veneto c'è un fronte bipartisan per l'approvazione di un provvedimento che consenta la tumulazione degli animali domestici accanto ai padroni, come già avviene in altre regioni. Sul tema sono state presentate 2 proposte di legge, ma tutto è fermo da 1 anno e mezzo ed è polemica. Chiedo che la Regione del Veneto dia un'accelerata all'iter per la modifica della legge in tema funerario. A firma di Rizzotto e Dolfin, agosto del 2023 è stata presentata una modifica di legge e quindi dare la possibilità ai proprietari di animali di poter essere sepolti insieme agli animali d'affezione. Da Chioggia parte un appello al Consiglio regionale del Veneto per l'approvazione di una legge che consenta la tumulazione degli animali domestici accanto ai loro proprietari. Provvedimenti in tal senso sono già stati approvati dai consigli regionali di Liguria, Lombardia e Abruzzo. Credo vada ricordato che il sottoscritto, insieme al mio gruppo, già nell'estate del 2023 abbiamo presentato un progetto di legge in materia di cimiteri e tumulazione per animali d'affezione. E lo stesso partito del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ovvero la Lega, insieme alla maggioranza di destra, tengono la mia legge ferma in regione e non la portano avanti, nonostante va ricordato che abbia trovato l'approvazione ad unanimità della CAL, la Conferenza per le Autonomie Locali. Questa legge è ancora ferma lì. Dunque le proposte sono addirittura 2 e sono anche state presentate lo stesso giorno, il 28 agosto 2023, 1 anno e mezzo fa. Su chi sia arrivato prima la disputa è aperta. Quella dei 4 consiglieri di maggioranza chiede sostanzialmente la modifica di un articolo della legge regionale in materia funeraria. Quella del Partito Democratico invece propone una nuova norma in 4 articoli sul caso specifico. Dal Comune di Chioggia chiedo a gran voce che prosegua l'iter legislativo in Regione del Veneto, che venga convocata la 5ª commissione in modo da dare la possibilità ai cittadini che ne vorranno, ovviamente, che ne avranno la volontà, di poter mettere nell'oculo anche il proprio animaletto d'affezione una volta morto. Al di là delle appartenenze partitiche, appare chiara l'esistenza di un fronte trasversale. Se resistenze ci saranno, secondo Montanariello, saranno dentro la Lega e i Fratelli d'Italia. Quando organizzeremo sotto il Consiglio regionale un picchetto con i cartelloni e gli striscioni per chiedere affinché questa legge venga approvata, che lui sarà lì con noi con gli striscioni in mano e con i fischietti in bocca. Sciopero in aeroporto a Venezia, disagi in vista per chi dovrà prendere l'aereo allo scalo di Tessera per l'agitazione di 24 ore prevista per venerdì 10 gennaio. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Fly Trasporti e Servizi, durerà dalla mezzanotte fino alle 23:59 e comporterà possibili disagi nelle operazioni di holding, gestione bagagli e assistenza di passeggeri. Una performance in campo per denunciare la situazione di una città con cui anche gli abitanti sono diventati souvenir per i turisti. L'ha messa in scena una degli ultimi mascareri di Venezia. La città è diventata un aeroporto, una situazione che coinvolge esclusivamente il turismo. E non si fanno delle politiche per chi ci abita in questa città, non cerchiamo aiuti, cerchiamo considerazione per poterla abitare, per
per poterla rigenerare e poterla fare vivere. In questi anni in molti hanno manifestato in piazza per chiedere un futuro per gli abitanti di Venezia. Gualtiero Dall'Osto lo fa a modo suo, col linguaggio che conosce meglio. Da anni porta avanti la sua attività di mascarer, osservando una città che cambia. E allora la Vera da Pozzo di Campo Sant'Aponal può diventare la base di un carillon. Come un carillon nel senso di souvenir, nel senso che ormai siamo un ricordo di noi stessi, ci siamo svenduti come identità, come abitanti, non abitiamo più la nostra città, il nostro luogo, per cui non abbiamo più un'identità. Un'immagine della città è stata divisa in tanti piccoli pezzi distribuiti casualmente, turisti che abitano zone del mondo diverse, che per ricostruire il puzzle dovrebbero rincontrarsi e collaborare per rimettere insieme Venezia frammento dopo frammento. L'idea della performance è proprio quella di rappresentare un abitante che non ha più identità e che viene disperso come un ricordo, come un souvenir, come un carillon. Venezia non si perde, perché Venezia architettonicamente resta Venezia. Chi si perde è chi la abita, i suoi abitanti, che in qualche modo però sono il sangue che ci circola dentro, che dovrebbe circolare dentro, per poter permettere un collegamento alla città stessa e un'identità alla città stessa. Fa discutere la proposta di fondare a Lido un polo di produzione cinematografica a livello internazionale. Vediamo. Credo che il profitto generato dall'industria turistica possa essere reinvestito in progetti che vadano oltre la monocultura turistica, creando opportunità concrete per giovani, per i suoi residenti, diversificando l'economia locale. L'idea di fondare in una delle tante aree disponibili del comune un polo di produzione cinematografica era già presente nel decalogo per il rilancio della città che Venezia.com presentò nel 2020. Chi oggi ne parli guardando a Lido un imprenditore che non solo vive in città ma è anche stato ai vertici della Confesercenti metropolitana, ha già raccolto consensi in una città che si sente intrappolata nella monocultura turistica. L'obiettivo nostro è quello di realizzare un polo cinematografico innovativo, concepito per diventare un punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali, teatri di posa, spazi multifunzionali, sale per la produzione digitali e ambientazioni tecnologicamente avanzate, padiglioni modulari, aree dedicate alle post-produzioni e tecnologie all'avanguardia come scenografia 3D e studi per effetti speciali. L'obiettivo è ambizioso e tutt'altro che facile, eppure gli spazi a Lido ci sarebbero e parallelamente si potrebbe dare il via ad un polo di eccellenza per la formazione artistica e tecnica nel cinema e nell'audiovisivo. Dalla recitazione al doppiaggio, dalla regia alla scenografia, dal musical alla moda, dagli studi di registrazione ai corsi di trucco a parrucco. L'Accademia mira a formare figure professionali altamente qualificati, capaci di rispondere alle esigenze dell'industria cinematografica internazionale. Non sarebbe la prima volta che a Venezia si crea qualcosa dal nulla. Nel 1917, l'anno della rotta di Caporetto, si fondò quella che mezzo secolo dopo divenne con 33.000 posti di lavoro un'area industriale tra le più grandi d'Europa. Altri tempi e altre produzioni, ma forse per farsi coraggio, è l'unico precedente recente. Ed ora siamo alla rubrica Il tuo presepe, vediamo dunque la rappresentazione della Natività preparata da Aurora e Marco di Briana di Noale. Last Christmas